piani congelati. Che sono bagnati. Che insaccata che ho preso! Sono andato lungo, sono troppo freddi, non si scalda. Per su anche le pastiglie morbide. Ho dato direzione, non riesco a stare in scia, non mi rallenta. Spalle. Sono venuti giù da là. Gesù! Ah! Oh signore! Wow! Ho piantato il muso. Non è spaccare il cambio. Dai, se è solo svicato allora non devo neanche comprarne uno nuovo, ma spero di non aver fatto danni però. Adesso devo stare attento, non posso più correre molto perché ho già troppi danni. Yop. Qua c'è meno pendenza e non posso accelerare, basta poco per andare al bordo e piantare il muso. Semplicemente qua che è più morbida perché è molto al sole e qua ci sono dei buchi veramente brutti che ci sono passati senza le ciaspole. Però il cambio funziona ancora, se tiri su qualche marcia lui va, nonostante si sia allentato molto. Posso persino risalire. Guarda da non piantare di nuovo il muso. Qua è brutta perché hanno camminato non si sa dove. Qua il ghiaccio, yeah! Per fortuna ho preso della neve tenera. Un disastro.
po' meglio. Siamo a casera del medico, là. Ahí. Fai ghiaccio, ok, si tiene. Con la schiena a pezzi. Può essere risalita. Neanche tanto, però anche se in piano fai fatica ad avanzare. Allora siamo venuti su da questo sentiero e qui sulla strada del Colalto prendiamo qua questa forestale che ci porta a Malga Colalto, poi proviamo a prendere l'altra forestale e ci porta in Piancavallo. Eccoci qua al bivio, proviamo a prendere la strada. La casera l'abbiamo già passata, non l'ho filmata, che è anche bella, carina, ma sono stanco. Cerco di guadagnare campo base. Wow, meraviglia! Tra poco siamo in centro, l'ultima salita e poi cerchiamo di scendere per Venezia dei Nevi. 3 gradi, 17,15, prendiamo per il Sauk e adesso cerchiamo di scendere. Dopo questa breve salita dovremmo avere il 99% di discesa. Ok, siamo nei pressi del Sauk, della Venezia dei Nevi, adesso scendiamo, però piano perché sono distrutto, non ce la faccio a tenerla e ho il cambio rotto, devo andare praticamente di inerzia perché il cambio non ha marcia più.